Sportivi siciliani ben trovati con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il consueto doppio appuntamento sul canale 15 e anche sul canale 19 di TVM Palermo. Il mercoledì siamo in onda alle 15:20 sul canale 15 di 7 Gold, mentre invece la sera alle 21 potete seguire la replica di questa trasmissione. Siamo in onda anche domani, giovedì, ma a partire dalle ore 22, sempre sul canale 19 di TVM Palermo. È stata una domenica particolarmente interessante perché si è concluso ufficialmente il campionato di Serie D, mentre invece si è giocato un play-out nel campionato di eccellenza. Per quanto riguarda invece i play-off, l'appuntamento, soprattutto nel campionato di eccellenza, è rimandato chiaramente a domenica prossima. Nella nostra trasmissione odierna niente ospiti ma tante immagini, pertanto iniziamo subito con il campionato di Serie D. Ultima giornata del campionato, la 19esima, guardiamo subito la schermata dei risultati. Akragas batte Portici 1-0, Canicattì batte San Luca 4-2, Castrovillari Gioiese 1918 0-0, FC Trapani batte Città di Sant'Agata 4-2, vittorie fuori casa per il Siracusa 4-3 in casa del Real a Casalnuovo. Vince fuori casa anche il Città di Aciriale 1-0 a San Cataldo contro la San Cataldese. Vibonese Calcio batte Licata Calcio 4-2 ed infine Nuova Egea Virtus LFA Reggio Calabria 1-1. Nuovo record per la squadra di Alfio Torrisi, l'FC Trapani che chiude la stagione regolare pensato po' con 94 punti ed inoltre ci sarà anche la possibilità di giocare la finale di Coppa Italia di categoria nonché anche la Pullo Scudetto. Ma guardiamo la classifica. FC Trapani con 94 punti al primo posto, 81 punti per Siracusa Calcio, 72 Vibonese Calcio, con 65 LFA Reggio Calabria, 54 Città di Aciriale, 52 punti Città di Sant'Agata, con 51 Real Casalnuovo, 50 punti Ragusa Calcio, con 48 il Canicattì, 45 punti Nuova Egea Virtus, 43 Licata Calcio, 42 Akragas, con 37 punti la San Cataldese, 32 punti per il Portici, 29 punti per il San Luca, 28 punti per il Locri 1909, 18 per il Castrovillari, chiude la classifica la Gioiese 1918 con 9 punti. Guardiamo subito la schermata per quanto riguarda i playoff che partiranno proprio domenica prossima. I due incontri saranno Siracusa Calcio Città di Aciriale, Vibonese Calcio LFA Reggio Calabria. Le vincenti si sfideranno nella finale playoff il 19 maggio. La quarta che retrocederà nel campionato di eccellenza sarà proprio la perdente tra San Luca e Locri 1909. Iniziamo subito con le immagini. Il primo incontro che andiamo a rivedere tramite gli highlights è quello tra Akragas e Portici, vinto dalla squadra agrigentina per 1-0. Ci guardiamo gli highlights ma anche le interviste post partita. Ci prendiamo una settimana di vacanza perché penso che ce la meritiamo. Non questa settimana, la prossima settimana ho un appuntamento col patron Deni, dopodiché tracceremo delle linee. Sicuramente la priorità sarà per me l'Akragas, poi i matrimoni si fanno in due, sarebbe lieto di rimanere. Tanti giovani messi in evidenza nel girone di ritorno sono diventati un piccolo patrimonio per l'Akragas, ci abbiamo lavorato. Penso che un altro anno ci ritroveremo pronti e abbiamo una piccola marcia in più rispetto a quest'anno che abbiamo dovuto ricostruire da zero. Io penso che la società è stata chiara in questi giorni con le interviste del patron di Cagliari che per un altro anno vorrebbero alzare, come si suol dire, l'asticella. Diciamo che rispetto a quest'anno partiamo un po' avvantaggiati, perché se si vuole alzare l'asticella, come sentivo dire poco fa qualcuno di voi, lo zoccolo duro della squadra va riconfermato. Bisogna iniziare a parlare con i ragazzi, perché penso che abbiamo un bel po' di materiale importante dentro. Si ripartirà
per chi ci sarà dà uno zoccolo duro di questo organico, perché non avrebbe senso aver lavorato con questo organico per 10 mesi e poi non ricavarne nulla. Siccome penso che qualcosa di buono nell'arco di questo campionato è uscito fuori, qualche giocatore di esperienza ha confermato la validità, molti giovani hanno sposato bene la categoria, perché noi abbiamo preso dei giovani dai settori giovanili con poca esperienza nella Serie D, sto parlando dei 2004, 2005, 2006. Oggi noi abbiamo un 2006 convocato con la Nazionale Under 19 che partirà dopodomani per il torneo che vanno a fare a Viareggio. Scozzari, che mi sembra che l'anno scorso aveva giocato pochissimo, quest'anno annovera 29 presenze, 2005, tutti i ragazzi di Agrigento. Abbiamo valorizzato tutto quello che si poteva valorizzare del territorio. Penso che, non voglio essere presuntuoso, ma nella storia dell'Agragas in Serie D 7 agrigentini contemporaneamente in campo non si erano mai visti. Quest'anno è successo 2 o 3 volte. Diciamo che siamo soddisfatti di questo lavoro che abbiamo fatto e questi sono tutti profili che l'Agragas un altro anno si ritroverà pronti per la Serie D. Ci tengo calorosamente a ringraziare la proprietà, in particolare Peppe Deni e Peppe Cammarata, che mi hanno permesso di fare questa esperienza meravigliosa in una città che porterò e porto nel cuore. Devo ringraziare in particolare la fiducia che mi hanno dato per potermi esprimere, poi avrò sbagliato, avrò indovinato, però sono stato veramente onorato e sono onorato di essere il direttore generale di questa città. Ringrazio il gruppo Ultras che mi ha omaggiato fortemente di questa maglietta e ne vado onorato e fiero. Li ringrazio perché ci hanno seguito nelle trasferte napoletane, in diverse unità, hanno cercato in tutti i modi, anche quando ci sono stati dei contrattempi, di starci vicino e li ringrazio. Io sono convinto che abbiamo fatto una stagione dignitosa. Mi preme fortemente che chiunque si permetta di commentare oggi vadi a vedere quello che abbiamo detto alla prima conferenza stampa, che eravamo qui seduti, che io ho detto, il Presidente ha dato mandato a me, Mister Coppa, e al direttore, che prima era un personaggio, adesso era Peppe Cammarata, di salvare e blindare la categoria. Mi sembra che quello che è stato detto qui dentro è stato rispettato in tutto, quindi lascio ai calcolatori delle statistiche, a questi nuovi guru del calcio, che l'Agragas si è salvato solamente un mese fa, non un giorno fa. Non abbiamo mai chiesto niente a nessuno, abbiamo supportato e sopportato le critiche di alcuni personaggi, non abbiamo mai risposto, non abbiamo mai sentenziato nessuno, ma adesso ci prendiamo i meriti, perché Agrigento ha il calcio in Serie D grazie a Peppe Deni, Roberta Lala, Giuseppe Cammarata, Graziano Strano, Marco Coppa e tutto lo staff. Oggi la Serie D è ad Agrigento per queste persone. Domani rimarrà il titolo all'Agrigento, rimarrà Deni, non rimarrà Strano, non rimarrà Cammarata, ma quest'anno abbiamo fatto quello che doveva essere fatto, mantenere con un mese prima. Siamo stati zitti un mese prima, non un giorno prima. Non siamo andati mai a mendicare niente a nessuno. Ci hanno fatto la guerra ovunque, ne abbiamo subite di cotte e di crude negli altri stati, siamo stati sempre zitti con la testa alta. Ci hanno mortificato. Abbiamo sbagliato tante partite, ma ne abbiamo indovinate tante. Oggi devo dire grazie al presidente Deni, Roberta Lala, Peppe Cammarata, Maurizio Capraro, Ciccio Pitollo, Prinzivalli, perché siamo stati queste persone, siamo stati qui notte e giorno. Non facciamo noi il dopolavoro, io non faccio altro lavoro, io faccio qua, io ho vissuto qua un anno, ho fatto sacrifici, come ne ha fatti Cammarata, come ne ha fatti tutta la società. Ad oggi la società Agragas è modello, che sia ben chiaro, perché sono stato zitto, ho fatto l'educato, ho fatto modello, e chiunque abbia qualcosa da ridire che venga e mi dica dove abbiamo sbagliato. Ha detto che ho sbagliato di Morimoto, ho sbagliato io. Abbiamo sbagliato i 48 acquisti, l'ho sbagliato io. Nella vita si sbaglia,
c'è un direttore generale che gli deve assumere la responsabilità. Non si può commentare sul direttivo sportivo, non si può commentare sulla proprietà che esce i soldi. Ho sbagliato io che ho permesso determinate cose, ma come ho sbagliato io ho mantenuto la promessa di salvare la categoria. Come ha detto il Presidente, ci siamo sempre confrontati fino a venerdì scorso nel suo ufficio. Tutti siamo confermati, tutti siamo esonerati. Perché? Perché l'anno prossimo l'Agragas deve alzare l'asticella. Ci sarà un direttore più preparato di me, ci sarà un allenatore più preparato di Coppa. Oggi godetevi quello che abbiamo dato a questi ragazzi. Questi ragazzi, ma io ho già 57 anni, non sono più ragazzo. Però vi voglio dire, abbiamo dato tutto per Agrigento. L'abbiamo amata e l'amiamo. Come qualcuno ha detto, non amo i colori. Io me lo sono messo, io non mi vergogno di niente. Forza Agragas sempre, perché rimarrà nel mio cuore per un processo di crescita della mia persona, della mia carriera, perché ad Agrigento si prostituiscono per venire le persone. Io questo qua non l'ho fatto mai. Ci sono gente che cominceranno le telefonate al presidente Deni che hanno carne al fuoco. Io il filetto c'ho, il petto di pollo con l'insalata, io sono a dieta. L'unica cosa che noi come società ci siamo rimasti un po' male sono le ultime 2 partite che non abbiamo visto. Dopo che abbiamo già consolidato la categoria, abbiamo visto i calciatori ed è giusto che ci sia anche un richiamo verbale. Oggi hanno dimostrato compattezza, coerenza e affezione verso il pubblico agrigentino che fino all'ultimo li hanno applauditi. Parlo di tutto il settore tecnico. Dal punto di vista societario questa settimana sarà cruciale perché ci riuniremo tutti quanti, coloro che hanno portato sul groppone l'Agragas dal punto di vista societario, per vedere quali sono le prospettive, perché secondo me bisogna prima formare le radici e poi portiamo avanti un obiettivo e lo comunicheremo alla città, ai tifosi, a tutti quanti. Adesso parliamo della festa dell'FC Trapani che vince meritatamente quest'anno questo girone I del campionato di Serie D con record di punti. Vittoria importante, l'ultima della stagione in casa per quanto riguarda la stagione regolare, 4-2 contro il Città di Sant'Agata. Guardiamoci gli highlights, la festa, ma soprattutto le interviste post partita. Un campionato quasi sembra scritto da me. Avevo detto ai miei che avremmo vinto il campionato imbattuti con record di punti, vincendolo il 7 aprile. Sembra veramente un copione di un film magnifico che è stato reso possibile dall'unione di intenti di tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione, alla stesura di questo copione straordinario. Mi prendo i meriti di avere scelto gli uomini giusti al posto giusto e non parlo solamente chiaramente dei giocatori che hanno fatto un campionato eccezionale e forse paradossalmente la cosa più importante è stata la vittoria di queste 4 partite finali che ha dimostrato il grande senso di responsabilità della squadra nei confronti e nel rispetto anche di tutte le partecipanti al campionato, visto che per esempio il Sant'Agata oggi si giocava l'accesso ai playoff. Eppure la squadra ha vinto meritatamente giocando un ottimo secondo tempo con tante assenze ma ritornando al tema principale, credo che 94 punti siano il frutto di qualche cosa di irripetibile
che io onestamente, parlando a cuore aperto, non credevo fosse possibile, visto anche che per me questo è stato il primo anno da presidente, in una realtà che non conoscevo, in un mondo, quello del calcio, a questi livelli che non avevo mai fatto da presidente, chiaramente, e quindi sono particolarmente felice perché mentre venivo qui e facevo il giro dello stadio per spostare la macchina da un'entrata all'altra, sono stato fermato da una folla incredibile di persone, bambini per la maggior parte, che avevano voglia di farsi una foto con me, di ringraziarmi, e questo credo che sia forse il risultato più importante che ho ottenuto: ridare grande entusiasmo a una città che l'aveva completamente smarrito. Certamente sono un uomo fortunato perché sono riuscito ad avere dalla vita tutto quello che volevo, però vi assicuro che l'affetto degli altri, della gente, spontaneo, è qualcosa di emozionante e che non avevo mai provato in questa forma così incredibile, così vera, così sincera, e quindi mi porto dietro quest'anno questo risultato personale, non legato solamente ai risultati ma all'affetto che ho ricevuto, che è un qualche cosa che non dimenticherò mai. Ancora una volta questa squadra ha dimostrato di avere un grande approccio alla gara, ha dimostrato una buona intensità, soprattutto in fase di non possesso, creando una fase di non possesso e un pressing asfissiante, soprattutto per i primi 35 minuti, dove abbiamo recuperato tantissime volte la palla. Fino al gol dell'1-1 abbiamo avuto 2 o 3 occasioni nettissime per poter raddoppiare in una maniera molto semplice, non l'abbiamo fatto e abbiamo preso il gol contro una squadra che comunque, ribadisco, che è una squadra di valore, una squadra che ha argomenti, una squadra che ha qualità anche nel palleggio e una squadra che sicuramente aveva voglia ed era obbligata a fare risultato per centrare i playoff. Noi del canto nostro penso ancora una volta di aver dimostrato alla squadra, a tutti, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che ha una mentalità vincente impressa nella mente. Ancora una volta, nonostante siamo stati raggiunti per la seconda volta, la squadra ha dimostrato di non accontentarsi ugualmente del pareggio e di volerla vincere di forza, e l'ha fatto come lo ha fatto tutto l'anno. Quindi quando accade ciò vuol dire che il percorso è stato netto, è stato lineare, e quando una squadra, come sappiamo le statistiche penso che ci insegnano, che il giorno di ritorno, a detta di tutti, un altro campionato dove la media punti si abbassa notevolmente, il Trapani ha dimostrato l'intensità mentale e l'ha accorpata a quella tecnica, tattica, perché è una squadra che ha fatto nel girone di ritorno gli stessi punti identici del girone d'andata, quindi a tutto gas dalla prima settimana di settembre, anzi dall'ultima di agosto, dalla Coppa Italia con Sant'Agata fino ad oggi. Quindi questo per me è la cosa che mi rende più orgoglioso di questi ragazzi, e quindi abbiamo finito un campionato in una maniera strepitosa, perché vincere dopo essere stati ripresi 2 volte, i cambi ancora una volta sono stati devastanti, la vinciamo con il gol di Balla che entra dalla panchina, con il gol di Bollino che entra dalla panchina, quindi è la partita perfetta, quello che diciamo ha racchiuso, questa partita racchiude tutto quello che si è fatto durante l'anno, come gestione di risorse umane, perché chi entra ha dato sempre degli spunti importanti, è stato determinante. Questa è una squadra che non si è mai accontentata, e oggi volendo potevamo anche accontentarci sul 2-2. È una squadra che ancora anche oggi ha saputo soffrire quando c'è il Sant'Agata che ha spinto, perché magari poi prendi il gol, vuoi un po' l'episodio di cambio all'inizio della partita, dal 2-0 prendi il gol in una maniera rocambolesca, quindi vuoi non vuoi, poi penso che gli episodi sono determinanti nella mente di tutti, e quindi ancora una volta anche questa gestione della partita sotto l'aspetto mentale è stato perfetto, quindi che dire, complimenti a loro, complimenti ai ragazzi, sono veramente orgoglioso e onorato di aver guidato questo gruppo in questo campionato, e quindi meglio di così oggi non poteva finire. Andremo ad affrontare nella pool le 2 squadre dei gironi forse più forti che ci sono della Serie D, perché il girone G, il girone H, il girone I, Nicola Cavesi è una squadra che la storia ci insegna che negli ultimi anni ha avuto un solo obiettivo, che è quello di vincere, una società solida, e nonostante ciò
è arrivato l'obiettivo che volevano raggiungere 3 anni fa al terzo anno. Questo dimostra che non è semplice, non è mai detto che si vince, a maggior ragione si stravince, non è sempre facile. L'Altamura è un'altra squadra che nel Girone H ha fatto un grandissimo campionato, le sensazioni sono che è un onore, penso, per tutti, per noi, per la città, anche per voi, penso che fate parte comunque sempre di questa grande famiglia allargata del Trapani, andare a giocarsi la Pool Scudetto con tutte le squadre, le formazioni che hanno vinto i gironi di Serie D. Quindi le sensazioni sono sicuramente belle. Noi abbiamo dal nostro canto, compresa la Coppa Italia, che abbiamo la doppia sfida col Gavorrano, penso che dal nostro canto abbiamo le carte in regola per cercare di arrivare in fondo in entrambe le competizioni. Nutriamo rispetto per tutti, come è giusto che sia, perché qui siamo tutte le prime della classe, però noi abbiamo consapevolezza immensa dei nostri mezzi, un'autostima che penso poche squadre possono avere, perché con tutto rispetto i numeri e i risultati che abbiamo fatto noi non li ha fatti nessuno, quindi penso che dobbiamo partire da questo, ma non per sminuire il valore dell'avversario, ma per trovare forza ed energia per andare a affrontare queste partite. Sono partite secche e penso che io ho una squadra matura dove difficilmente ha sbagliato fino ad oggi, anzi non ha mai sbagliato, e quindi questo ci fa ben sperare per cercare di essere protagonisti, e lo siamo obbligati ad esserlo anche in queste competizioni. Poi se non ci sarà l'avversario, se l'avversario sarà più bravo di noi, batteremo le mani a loro. Music is a show with Sorrisi superstar. You're the best in the world, my Sorrisi, and songs I love you. Continua il momento positivo del Siracusa Calcio, di buon auspicio anche in vista dei playoff. Vince in casa del Real Casalnuovo per 4-3. Ci guardiamo gli highlights e le interviste post partita. Abbiamo fatto un grande lavoro tutti quanti, perché devo ringraziare, che non l'ho mai fatto quest'anno, e mi andava di farli al mio staff, che ha lavorato dietro le quinte, che ha dato tanto, mi ha dato tanto, mi ha supportato e sopportato, quindi pubblicamente li vorrei ringraziare, a Tommaso Licursi, il mio secondo, a Gaetano Toto, il preparatore atletico, Gaetano Corrado, il mister dei portieri, e Giovanni Marzano, il nostro terzo allenatore. In più anche c'è un grande lavoro del nostro segretario Marco. Niente, della partita mi fa piacere di ricevere tutti questi complimenti, però mi andava di fare playoff. Sono un po' dispiaciuto oggi, perché per tutto il lavoro fatto in pochissimo tempo abbiamo fatto veramente penso un miracolo sportivo a giocarci fino all'ultima gara l'accesso ai playoff contro una squadra fortissima. Lo sapevo le difficoltà che avremmo incontrato, c'è da fare i complimenti, devo essere sincero, anche il mister del Siracusa, perché si è presentata qui molto organizzata e ha fatto una grande partita. Nel primo tempo noi siamo partiti un po' contratti, abbiamo sentito un po' troppo la partita, l'importanza della gara, ci sta perché ci sono tanti giovani. Poi al secondo tempo ci siamo un po' sciolti, è venuto fuori un grande Casalnuovo, c'è stata una grandissima reazione. Ho fatto anche un cambio tattico, siamo passati a 4-2-3-1 e lì diciamo abbiamo fatto poi gol, sono state create tante azioni gol, potevamo anche sul 3-3, abbiamo avuto tante situazioni, tante occasioni, potevamo addirittura passare in vantaggio
e quindi un rigore sacrosanto su Pinna, io non lo so come si fa a non fischiare un rigore del genere, e poi dopo alla fine abbiamo preso il gol, era finita la partita, siamo andati tutti avanti su un piazzato, è classico, se non fai gol tu ti fanno gol gli altri, però io voglio ringraziare i ragazzi che hanno dato corpo e anima per questa squadra, per questa società, per questi colori, e a me mi hanno dato tantissimo. Io ancora non sono entrato dentro negli spogliatoi perché sono troppo dispiaciuto, perché ci credevo tantissimo a questi playoff, ci siamo battuti tantissimo noi e le altre squadre, Ragusa, Sant'Agata, Cireale, alla fine era spuntata la Cireale. Complimenti anche a loro, ma complimenti anche a Sant'Agata e a Ragusa che hanno fatto un grandissimo campionato anche loro. Noi quando siamo partiti doveva essere un anno di una salvezza tranquilla per costruire le basi. Quest'anno abbiamo costruito delle basi, poi bisogna ancora incontrarsi con la società, non lo so il futuro, purtroppo nei dilettanti c'è poca programmazione, una squadra del genere tu ci puoi costruire tanto per l'anno prossimo perché è una squadra che gioca a memoria, con gli acquisti mirati tu veramente puoi ambire a qualcosa di importante, quest'anno ci siamo andati vicino. Quindi sarebbe un peccato smantellare tutto, però purtroppo mi rendo conto anche che la categoria è questa, quindi mi auguro di tanti di questi ragazzi, tanti avranno richieste importanti. Noi abbiamo comunque venduto Dore in B alla Cremonese, ci sono tutti i giovani, Bonavita, Pinna, Piga che sono attenzionati, Carnevale, sono tutti giovani che sono attenzionati da club di Serie C, quindi mi auguro per loro di fare categorie più importanti, meritano una chance perché credono poco nei giovani, anche in C. Il campionato di Serie D è molto molto difficile, non c'è tanta differenza se vai a vedere squadre che hanno lottato per i playoff dalla settima in poi, ci sono ma anche squadre di categorie nelle bassi fondi della classifica ci sono dei giovani interessanti, bisogna avere coraggio, è quello che manca a tante squadre di C, di andare a pescare giocatori che fanno un buon campionato in Serie D, perché credimi, io comunque la C l'ho vista e ti posso dire che tanti dei miei giovani possono giocare tranquillamente in C. Casalnuovo ha dei valori importanti, ragazzi che hanno fatto categorie importanti, allenata secondo me da uno dei migliori allenatori della categoria, molto propositivo, con idee, una idea molto chiara di calcio e sì, abbiamo trovato delle difficoltà, credo che noi soprattutto nella prima parte abbiamo fatto un'ottima gara, anche di qualità e di personalità, anche di scelte. E nel secondo, secondo me, è anche normale per il valore dell'avversario trovare delle difficoltà e credo che è venuta fuori una gran bella partita. L'obiettivo era fare una partita seria, lavorare sull'atteggiamento, sapendo che di fronte si potevano trovare delle difficoltà, ma la cosa importante al di là del risultato è essere noi stessi e fino al 90° cercare di portare avanti un determinato discorso. Penso che in questo senso i ragazzi sono stati bravi anche a soffrire, a stare là, a lottare, soprattutto nella seconda parte, come ti ripeto, è venuta fuori una gran bella partita anche per chi è venuto a vedere lo spettacolo. Io è un mese che sto con i ragazzi, io credo che loro hanno fatto un campionato straordinario, che sia la prima parte con mister Cacciola che ora i ragazzi hanno sempre dimostrato di essere dentro, di essere professionisti, di essere seri e credo che questo è il valore più importante. Si tende spesso a pensare solo alla vittoria e quindi molte volte che arriva secondo perdi un po' di merito. Io credo invece che di fronte il Siracusa ha trovato un Trapani che ha lasciato poco e niente, quindi andare dietro a quel ritmo là non era facile, quindi credo che noi dobbiamo essere soddisfatti del campionato che abbiamo fatto, si poteva fare magari qualcosa in più, non lo so, però ormai è passato, pensiamo a quello che verrà e oggi si è chiuso il campionato in modo ottimale secondo me in quanto a prestazione e ora abbiamo una semifinale da giocare, la prepariamo con grande entusiasmo, intensità e poi è calcio, vedremo che succede.
Era certamente molto importante per il Città di Acireale vincere in casa del San Cataldo. C'è riuscita 1-0, 3 punti fondamentali che la proiettano nella griglia playoff. Ultima giornata, altro derby siciliano, la San Cataldese chiusa la pratica salvezza, ospita al Valentino Mazzola, l'Acireale ancora in fiducia alla ricerca del quinto posto che varrebbe la disputa dei playoff. Padroni di casa in campo con Maravigna in porta, al suo esordio con la maglia verde amaranto, Parisi e Sammaché a presidiare le corsie esterne, Brumat e Calabrese al centro della difesa. In mezzo al campo Lonigro, Giuffrida e Petracca, in avanti Germano supportato da Durmus e Varela. Gara che viene diretta da Alessio Vincenzi di Bologna, coadiuvato agli assistenti Martino e Firera. Al primo di gioco destro di D'Alessandris che termina di poco sul fondo, 4 giri lancette più tardi e Lococo a provarci dalla distanza, il suo tentativo sorvola trasversale dei pali. 2 minuti dopo la mezz'ora, rimessa laterale per Palma, mette dentro per Zuppel, fa da sponda per Capitan Savanarola che calcia a botta sicura mandando di un soffio sul fondo. 4 minuti più tardi ancora D'Alessandris, ispirato dalla destra, si accentra e calcia trovando la parata in 2 tempi di meraviglia. Termina così la prima frazione di gioco, squadre negli spogliatoi sul parziale iniziali. 1 minuto dopo il rientro in campo le 2 formazioni, Palma per Zuppel di testa, ancora per Savanarola, esplode il destro senza centrare il bersaglio grosso. Minuto 52, corner sul secondo palo per Galletta che di testa rimette dentro per Maltese, calcia trovando la deviazione di Savanarola. Per il vantaggio dei Granata esultano sia l'ex Licata che il capitano e numero 7 Acese. Al 59esimo primo sussulto verde amaranto, cross sul secondo palo per Brumat, colpisce la sfera trovando la parata di Zizzania che si salva con l'ausilio del palo. 4 minuti dopo l'ora di gioco, gran palla messa dentro da Petracca per Varela che di testa manda alto. 67esimo, Brumat per Durmus, carica il mancino, sfiora solamente l'incrocio dei pali. All'80esimo dentro Catalano in luogo di Petracca. 1 minuto più tardi è il mancino di Dampa a far percorrere i brividi a Zizzania. Non accade più nulla al Valentino Mazzola di San Cataldo. L'Acireale approda ai playoff. Termina qui la stagione della San Cataldese. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima stagione 2024-2025. Nulla da fare per il Licata di Pippo Romano che torna a casa con un'altra ennesima sconfitta, 4-2 in casa della Vibonese Calcio. Ci guardiamo la clip. Ultimi 90 minuti in campionato per il Licata che almeno in casa ha ritrovato il sorriso, risultati che non sono stati replicati lontano dal Saraceno dove sono arrivati soltanto 13 punti. Si chiude con la trasferta in casa della Vibonese, già aritmeticamente terza per tutto il girone d'andata, principale protagonista di Trapani e Siracusa. Gialloblu in campo con Perkons in porta, Pino, Calaiò, Currò, Orlando, Giannone, Lanza, Murgia, Rotulo, Abercon e Minacori. A disposizione di mister Romano Valenti, Francia, D'Amico, Saito, Pedalino, Giuliana, Scopelliti e di fatta dirige la partita il signor Alessandro Orecchia di Brindisi, coadiuvato da Riccardo Trionfante di Torino e Lorenzo De Giulio di Michelino. Si parte col fin del primo tempo, dopo 2 minuti la Vibonese basta. Questo destro che non sembra irresistibile da parte di Borgia vale l'1-0. Minuto 10, ancora Vibonese, sempre Borgia che va a duettare con Casalong, poi riesce a trovare la parata Perkons. Minuto 19,
Vibonese. Terranova dalla sinistra mette il pallone sul secondo palo, riesce a stopparlo Tandara prima della zampata che vale il raddoppio. Minuto 22, Licata si rifà sotto, calcio d'angolo di Rodulo e deviazione vincente da parte di Pino che segna così il 2-1. Gara ricca di emozioni e di gol. Siamo al 30esimo quando arriva un lancio lungo in zona Terranova, se la sposta sul destro, prova un tentativo di tiro cross clamoroso. Terranova fa così 3-1 la Vibonese e nuovamente sul +2. Al minuto 35 duettano a destra i calciatori calabresi, vogliosi di trovare anche la quarta rete. Il pallone dentro per Tandara, ancora davanti alla porta Famelico, firma la doppietta e manda i titoli di coda sul primo tempo. Prima però arriva il calcio d'angolo a Giuliano, il pallone viene calciato così e finisce oltre la traversa. Siamo alla pausa, i primi 45 minuti hanno parlato tanto di Vibonese che conduce 4-1 su Licata, che prova a correre ai ripari con Zaido al posto di Minagori. Minuto 48, proprio la formazione giallo-blu, azione in solitaria di Rodulo, palla a Currò, pallone che Polidori manda in calcio d'angolo. Minuto 49, calcio d'angolo, sfera messa fuori, il pallone sui piedi di Lanza, ancora una volta Polidori in presa bassa, entrano Pedalino e Francia, escono Pino e Currò. Siamo al 53esimo, 2 minuti più tardi, palla in area di rigore, ancora per Tandara che controlla, va a calciare, colpisce la traversa, era tutto fermo per posizione di fuorigioco. 59esimo, Francia brecca e cerca il mancino, lo mette però ampiamente al lato. Al 60esimo Murgia mette dentro questo corner, doppia deviazione, sfera in rete, risultato che dice adesso 4-2. Proprio Murgia che esce al 65esimo al suo posto di fatta. 3 minuti più tardi un lancio in zona Saito che prova a battere il portiere in pallonetto, salva la difesa che spazza il pericolo, entra Scopelliti, esce Giannone, mancano 20 alla fine. A un quarto d'ora invece è Francia che conclude, la manda di poco oltre l'incrocio. 80esimo, Vibonese, palla in area di rigore, Licatese, conclusione che colpisce il palo esterno, sfiora la quinta rete della formazione calabrese. Anche all'83esimo calcio d'angolo e colpo di testa e si perde oltre la traversa. Finisce così la regular season di Vibonese e Licata, 4-2 in favore dei calabresi. Torna in Sicilia con una sconfitta la compagine di mister Pippo Romano e come sempre alla prossima. Chiudiamo il tabellino del campionato di Serie D con il pareggio ottenuto dall'LFA Reggio Calabria in casa della Nuova Igea. Risultato finale 1-1. La Nuova Virtus, con la salvezza già in tasca da qualche giornata, si congeda dal pubblico amico del Dalcontres Barone con un pareggio per 1-1 contro la quarta forza del girone I di Serie D Reggio Calabria nell'ultima di campionato, chiudendo in classifica al 10° posto con 45 punti. Passerella finale per tutta la rosa giallorossa guidata dal tecnico Di Gaetano, che dopo una stagione non semplice riesce comunque a mantenere la quarta serie nazionale. Una sfida che si apre con gli ospiti subito pericolosi, con il destro di Rennes che costringe Staropoli alla respinta. La risposta dell'Igea è immediata e frutta il vantaggio al minuto 24 quando Ferrigno col sinistro indirizza alle spalle di Velcea l'1-0 per i suoi e che gli vale come secondo sigillo in campionato. Reggio Calabria non ci sta e 60 secondi dopo avrebbe subito la chance del pareggio, ma solo una super parata di Staropoli nega Perri la gioia del gol. L'estremo giallo-rosso però nulla può fare al minuto 27 quando Rennes lo anticipa in uscita e a porta vuota mette dentro il pallone che vale di
di fatto l'1-1. Gli Amaranto spingono alla ricerca del vantaggio, sfiorandolo per 2 volte, prima con Ingegneri che al 32esimo di testa impegna Staropoli alla parata in angolo e poi con René Lua che trova ancora la respinta di Staropoli. Nel finale di frazione Ligia Virtus però accarezza il nuovo vantaggio con Longo, il cui destro non centra la porta per questioni di centimetri. Nella ripresa è ancora Longo a provarci per i barcellonesi, ma la sua botta al 61esimo trova la decisiva parata di Velcea, che si ripete anche sul colpo di testa di Trombino subito dopo. Nel finale Reggio Calabria tenta di fare sua la sfida, ma il destro di René Lua prima e la conclusione mancina di Maras poi non sortiscono l'effetto sperato. Finisce 1-1, Ligia Virtus giocherà anche nella prossima stagione in Serie D, mentre per Reggio Calabria la stagione proseguirà con l'appendice dei playoff. Si è dunque conclusa la stagione regolare anche in questo girone I del campionato di Serie D. FC Trapani è atteso a 2 appuntamenti importanti, la finale di Coppa Italia di categoria e la partecipazione anche nella pool scudetto di Serie D. Per quanto riguarda invece la griglia playoff, intrigante certamente lo scontro tra Siracusa Calcio ed Aciriale Calcio, mentre invece per quanto riguarda l'altro incontro un derby tutto calabro tra Vibonese Calcio ed LFA Reggio Calabria. Vedremo come andrà a finire. Adesso ci fermiamo, abbiamo una pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio e parleremo anche del campionato di eccellenza. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati, siete ancora con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Una puntata particolarmente diversa dalle solite perché non abbiamo ospiti, anche perché abbiamo visto molte immagini riguardanti l'ultima giornata del campionato di Serie D che si è disputata proprio domenica scorsa. Parliamo adesso di eccellenza e lo facciamo subito con il girone A. Come tutti ben sanno non si disputano i playoff regionali in quanto il Pro Favara ha già ottenuto abbondantemente da qualche settimana l'accesso direttamente ai playoff nazionali. Per quanto riguarda invece i playout si è disputata, eccola qua la schermata, la partita tra Casteldaccia e Fulgatore. Vincente la squadra del Casteldaccia per 1-0, pertanto è il Fulgatore a retrocedere e la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. E Casteldaccia Fulgatore, il play-out del girone A di eccellenza siciliana. La battuta affidata al tiro di Alberto Cirrone. La rimessa laterale di Abate
Pallone per Sferruzza, proposta in mezzo, Del Monego allontana, Mazzamuto. Parte Natella subito con il tiro. Intanto qui Sferruzza cade e c'è calcio di rigore. Il fallo di Visco, calcio di rigore per il Casteldaccia. Sferruzza intuisce Grimaudo ma non la prende, il Casteldaccia è in vantaggio con Giovanni Sferruzza su calcio di rigore. Il play out si è sbloccato, 1-0. Ancora Cirrone con le sue solite rimesse lunghe, un uomo a palo e poi Genna, è tutto fermo per fuorigioco. La rimessa di Abate, Sferruzza non è una sponda perfetta, infatti arriva Natella, mette dietro Mazzamuto, finta, carica il destro, deviato, la battuta in mezzo, secondo palo di testa, Spampinato. Parte Bisogno morbido in mezzo, anticipato Sferruzza. Sferruzza finisce giù, cartellino rosso per Peter Onuoha. Fulgatore in 10, se l'è cercata il nigeriano. Occhio alla Casteldaccia, limite Bisogno, calcia male, pallone che arriva in mezzo all'area. Cerca di vincere il rimpallo, Presti Filippo, adesso Monti. Sempre verso il centro. Occhio alla serie di tocchi, mischia assurda con tutti che seguono il pallone. Marra, regolare su Spanò. C'è il cross da parte sua, poi c'è segnalazione di fuorigioco. Fulgatore in 10 uomini che continua a lottare. Razak allarga dove c'è Spanò, veramente solo, sterzata, poi è decisivo Presti Filippo. La battuta in mezzo, non la prende nessuno, c'era Razak in zona. Di testa, colpo all'indietro di Genna. La battuta del portiere. Prova il passaggio a Razak, se la chiama Marra ed è finita. Il Casteldaccia batte il Fulgatore per 1-0 e si salva in eccellenza all'ultimo respiro. Dopo una stagione soffertissima, in 10 contro 10 retrocede il Fulgatore dopo un solo anno nella massima categoria regionale. Partono invece domenica prossima i playoff, mentre invece si sono giocati i play-out nel girone B del campionato di eccellenza. Playoff che vedranno di scena 3 squadre soltanto, eccola qua la schermata, la semifinale tra Modica Calcio e Milazzo che si giocherà proprio domenica 19 maggio e poi la finalissima giorno 26, la vincente si scontrerà in casa del Paternò Calcio. Risultati invece un po' a sorpresa per quanto riguarda la griglia play-out. La vittoria fuori casa della Leonzio 1909 contro il Messana 1966, vittoria per 3-2. È andata bene anche alla Leonfortese che vince in casa della Rocca Acquedolcese per 1-0. Pertanto Messana 1966 e Rocca Acquedolcese retrocesse nel campionato di promozione. Una gara per scrivere il presente ma soprattutto il futuro di entrambe le società. Un saluto a tutti appassionati di calcio e bentrovati all'ultimo atto dell'eccellenza siciliana. Si gioca il play-out all'Ambiente Stadium di Messina, di scena Messana contro Sicula Leonzio, padroni di casa di mister Gabriele Patti, che arrivano a questo ultimo atto forti di un rush finale che per poco non aveva portato addirittura alla salvezza diretta. Prima chance del match di Marca Messana con Corso che disegna questa punizione. Riccio ci mette i pugni e allontana la minaccia. Risponde la Sicula Leonzio con questa rimessa profondissima. Pallone che smuga per il tentativo di Mancino da parte di Mirante. Tocca Lima ma non basta. Sblocca subito alla prima offensiva la Sicula Leonzio col numero 3 che firma un gol importantissimo per i suoi. Rivediamo il controllo e poi il Mancino. Nulla da fare per Lima, pallone alle sue spalle e siamo 0-1.
Ancora Sigula Leonzio con il cambio di fronte, il controllo da parte di Reis. Ancora Reis, prova il mancino a incrociare, arriva anche il gol del raddoppio. Che partenza per la Sigula Leonzio, che partono a razzo con Reis che esulta così. Passano sul doppio vantaggio i bianconeri. Mancino, nulla da fare per Lima. Prova a rispondere la Messana col pallone profondo in mezzo, l'uscita con i pugni da parte di Riccio, occhio al controllo, e Mancino, la palla era venuta buona per Genovese, ancora batti sempre Genovese, all'ultimo la difesa della Sigula Leonzio si salva. Che chance per una Messana più viva che mai. Dalla bandierina va a corso, mette il pallone in mezzo sul secondo palo, di testa sbuca Isaia, in tuffo impegna Riccio. Messana che batte colpo su colpo, ancora padroni di casa, vivissimi nel match. Pallone profondo per il Gallo Cannavò che la tocca per Barbera che si inserisce, prova il destro di prima intenzione, va a centimetri dal gol che potrebbe riaprire i giochi. Allora ci si prova sul settore di destra, pallone profondo in mezzo, la palla che sbuca per il Gallo che prova a girarsi, non riesce a trovare la porta. Barbera si gira e si rigira, ancora Cristian Barbera, entra in area, finisce giù ed è calcio di rigore. Eccolo l'acuto che aspettava la Messana nel proprio match, l'accelerata di Barbera che viene steso, ed eccola la chance per il Gallo Cannavò. Prende la rincorsa, ancora Cannavò, va col destro, incrocia i piedi di Riccio a dire di no. Si resta 0-2, stregata la porta della Sigula Leonzio. Rivediamo il penalty che non va da parte di Cannavò. Con le immagini montate da Filippo Ciavorella passiamo al racconto del secondo tempo. Ancora Cannavò, il tocco in profondità per la corsa di Genovese, esce e blocca l'inerzia Riccio. Ancora pallone sull'out Mancino, si va per il cross in mezzo dove sbuca di testa in tuffo Fragapane, accorcia le distanze il numero 3 della Messana. C'è ancora vita, c'è ancora speranza per i ragazzi di mister Gabriele Patti che si affrettano a rimettere il pallone in mezzo. Sigula Leonzio che però si fa rivedere viva nel match, pallone profondo dove c'è Valente, lo grossa prima che possa uscire fuori, occhio al destro che si infila da parte di Manzoni, rimette subito la doppia distanza nel match la Sigula Leonzio. L'esultanza da parte di Manzoni che zittisce la curva ospite. Messana che si ributta in avanti con Corso, dialoga con Genovese, ancora Genovese entra in aria, serve ancora Corso, ce l'ha sul manzino anticipato da Genovese che trova il gol del 2-3. C'è ancora vita, c'è ancora speranza per la Messana con la rete del proprio numero 10 che di forza, di rabbia, di voglia ha anticipato addirittura il compagno di squadra e ha riacceso la giostra della speranza per la Messana che ancora vuole trovare la salvezza in questo campionato. Pallone sull'out di destra per Barbera, ancora Barbera scuscia via, termina giù, occhio perché potrebbe essere un episodio del match. Arriva infatti il doppio giallo, Sigula Leonzio che dovrà chiudere il match in 10 uomini. Ancora Cristian Barbera tra i più vivi sicuramente del match, qua ci prova col mancino direttamente per i pali, la palla resta lì, Gallo Cannavò la tocca, palla che non entra, ha provato il gol olimpico Barbera che adesso sistema anche il pallone. Va Barbera col destro che gira ma sfiora il palo, non riesce la Messana a trovare il gol del 3-3. Qua l'occasione è per Corso che la fa girare, i pugni di Riccio a volare e brindare questa salvezza per la Sigula Leonzio. C'è ancora speranza però, c'è ancora un'occasione col colpo di testa da parte di Misiti, non trovata nemmeno in questo caso la porta. Animi che in questo finale inevitabilmente si surriscaldano, si accende un parapiglia. Ritorna la parità numerica tra Messana e Leonzio. Messana che ci prova in tutti i modi a trovare il gol del pareggio. Qua Ginacò la mette in mezzo per la deviazione di prima intenzione che non inquadra lo specchio della porta. Sono gli ultimi istanti di gara, la Messana si getta tutta in avanti, occhio che la metà campo è scoperta, fuga solitaria, il tocco in mezzo per Valente che alla porta spalancata la deposita in rete, ma è tutto vano perché non c'era nessuno a difendere nella metà campo di casa. Il tocco in profondità per Valente che era più avanti anche della linea del pallone e quindi fuori gioco, sprecano così una ghiottissima chance per blindare il match. Proteste ospiti, ne fa le spese Iugulano che termina anzitempo sotto la doccia.
Ancora Leonzio però che spinge il tocco in profondità per Sgroi. Occhio Sgroi in 1 contro Lima che ci mette i piedi. Tiene ancora in vita, tiene ancora in bilico il match fino a quando il direttore di gara non fischia 3 volte e quindi termina qua il campionato di eccellenza, termina qua anche l'avventura in eccellenza per la Messana che si arrende al play-out, vince 3-2 la Sicula Leonzio. È il momento di chiudere i conti salvezza, l'ultima chance per mantenere la categoria, per giocare anche l'anno prossimo in eccellenza. Il replay della scorsa settimana è di nuovo Rocca Acquedolcese, Leonfortese al Latteri, Scaffiedi di Acquedolci, Margaritini. Scappa Cacicia, mette il cross al centro buono, colpo di testa proprio di Ferre che è il più attivo, il più pericoloso quando vede i colori biancoverdi. Caracò, Carrello si è mosso bene, Carrello lo stop è buono, Carrello va in porta, si divora il gol dell'1-0, altra chance per la Rocca Acquedolcese, statica la difesa biancoverde. Consiglio, apre per Meta, allunga bene il pallone per Graziano, può mettere al centro. Sguardo al centro di Graziano, non fa partire il cross, poi sì che passa! Cacicia! Giovanni Cacicia! Il primo gol sulla valle della Leonfortese per Giovanni Cacicia! Sblocca una partita complicatissima! 1-0! Servizio al centro, Russo, Dena dal poggio buono, Ferre può calciare, fa partire la conclusione e chi se non Lautaro Cagliacco a mettersi subito in mostra con una parata super! Attenzione perché Cacicia recupera palla, Cacicia va verso la porta, Cacicia dentro da Meta che può calciare, Meta addosso al portiere, non è finita e qui si è divorato Elton Meta, passa comunque, cross al centro basso, strozzato, palla ce l'ha ancora Leonfortese con De Luca che può andare, De Luca fino in fondo, guarda anche la porta, De Luca poggia per Gonella, cross basso di Gonella che passa, si gira, Caputa! Non trova la porta, ripartire Volo. Va via ancora Leandro Volo, largo c'è Caputa, lo può servire con tanto spazio, Caputa, stop, non calcia, ancora Caputa, palla deviata, calcio d'angolo, lascia giocare ancora Colombi, la palla è per Consiglio, Caputa può difendere, va giù, è finita, la Leonfortese si salva per la seconda stagione consecutiva, ma questo è un peso particolare, è finita 1-0, Giovanni Cacicia, salvarsi, lo ha fatto la Leonfortese, lo hanno fatto tutti, il resto importa poco, 1-0, il prossimo anno la Leonfortese giocherà ancora in eccellenza. Chiudiamo qui la puntata di Penalty, noi ci rivedremo domani sul canale 19 di TVM Palermo a partire dalle ore 22, sempre con Penalty. Domani parleremo di promozione ma parleremo anche di prima categoria perché in entrambe categorie si sono giocate le partite riguardanti i playoff. Pertanto grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani su TVM Palermo.